Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, arrestati 5 mafiosi della cosca Cappello Bonaccorsi. Un sesto ai domiciliari per la sparatoria di giugno nella piazza di spaccio a San Giovanni Galermo. Avevano ferito 3 minorenni. A Partinico, violenta rapina in una pasticceria, pistola puntata sul titolare, rapinato da 3 uomini incappucciati. Momenti terribili, ha detto la vittima, rimasta contusa mentre tentava di difendersi. Reggio Emilia, omicidio premeditato e l'accusa per l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, il pizzaiolo di Capodorlando, la sorella, l'assassino. Deve dirmi perché. Fittissima fiaccolata, come vedete, di cittadini commossi davanti al locale. Rischio 300 esuberi alla Pfizer di Catania. I sindacati preoccupati chiedono l'intervento del governo. Nel pomeriggio incontro tra le parti nella sede della Confindustria Etnea. Con temperature vicino ai 40 gradi, la Sicilia continua a boccheggiare facendo i conti con l'anticiclone, ma i meteorologi assicurano al nostro TG tra domani e venerdì arrivano i temporali. Ancora senza soluzione la crisi idrica ad Agrigento, bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana per portare a casa, come vedete, qualche litro d'acqua. Scene che incredibilmente si ripetono ogni giorno nel quartiere di Bonamorone. Palermo, sfilata di moda contro la violenza sulle donne ai 4 canti con Nathalie Caldonazzo testimonial. Titolo: il femminicidio esiste e non ci piace. Calciomercato, da oggi aperte le trattative in casa Catania. Nelle prossime ore le ufficializzazioni del direttore sportivo Varrà e dell'allenatore Longo. Ma c'è in apertura una notizia di poco fa: un vasto incendio sta interessando un terreno nella zona alta di Melilli, nel Siracusano, e per le operazioni di spegnimento sono impegnate 5 squadre dei Vigili del Fuoco, altrettante della Protezione Civile, una del Corpo Forestale. Le fiamme hanno raggiunto aree vicine alla sede universitaria. Tutte le squadre di soccorso sono naturalmente impegnate nell'opera di contenimento dell'incendio e anche nel presidio delle abitazioni che sono presenti nella zona. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nel corso del nostro TG. Adesso a Catania, 5 mafiosi in carcere, uno ai domiciliari per la sparatoria dell'11 giugno a San Giovanni Galermo, in cui erano rimasti feriti 3 minorenni. Per la procura lo scontro a fuoco è nato da una faida interna alla cosca mafiosa Cappello Bonaccorsi. Eva Spampinato. Per lo scontro armato di Piazza Montana sono arrivati altri arresti e il cerchio si chiude sulla faida tutta interna al clan mafioso Cappello Bonaccorsi. E questo, secondo la Procura di Catania, è il movente della sparatoria dell'11 giugno scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, dove un comando armato ha aperto il fuoco in una piazza di spaccio ferendo 3 minorenni. Ecco il momento degli spari, la raffica di fuoco si vede chiaramente dalle telecamere di sicurezza della zona e poi il ragazzo che arretra e i motorini che si danno alla fuga. Dopo settimane di indagini, la squadra mobile di Catania ha arrestato 5 componenti del gruppo di fuoco, finiti in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravate dal metodo mafioso. Ai domiciliari invece il presunto favoreggiatore, il factotum, che avrebbe garantito rifugi, spostamenti e assistenza durante la fuga. Determinanti le intercettazioni e le telefonate partite dal carcere, dove un esponente di spicco della stessa fazione continuava a impartire indicazioni ai latitanti. Un filo investigativo che ha permesso di ricostruire gli spostamenti del comando tra Adrano, Siracusa, Giardini, Naxos e infine Floridia, dove 4 dei ricercati sono stati bloccati in un hotel. Un altro è stato arrestato a Catania, in casa della compagna, con una pistola calibro 6,35 sul comodino, probabilmente proprio l'arma dell'agguato. Secondo gli inquirenti, lo scontro armato sarebbe nato dalla guerra tra 2 diverse componenti dello stesso clan mafioso per il controllo degli equilibri criminali sul territorio, un regolamento di conti che ha trasformato una piazza di quartiere in un teatro di guerra.
A Partinico, violenta rapina in un bar pizzeria. Incappucciati in 3 hanno minacciato il titolare con una pistola. Poi i rapinatori sono fuggiti con il bottino di alcune migliaia di euro. Per la vittima contusioni nel tentativo di reagire. Marco Gullà. Sono immagini cruente, una rapina violenta in un bar pizzeria di Partinico, le golosserie di Bono. Come vediamo da queste immagini, 3 uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel suo locale al momento della chiusura e gli hanno puntato contro una pistola per appropriarsi dell'incasso della giornata. Dopo averlo minacciato, si sono fatti consegnare circa 3.000 euro, oltre a un orologio, un bracciale e una collana d'oro che il proprietario del locale indossava. Incontriamo Gianfilippo Bono nel suo bar e ancora provato per quanto successo. In quel momento si teme cose peggiori, si teme giustamente avendo pure una pistola puntata, se scappa un colpo, se la pistola è vera o non è vera, dico queste sono cose che uno pensa, però in quel momento non sa quello che può capitare. Tantissimi clienti stanno manifestando appunto la solidarietà al titolare che è stato appunto vittima di questa brutale rapina. Che volevano i soldi, volevano i miei oggetti personali, ma fino a quando prendevano qualcosa, anche il denaro, non tanto mi interessavano. Il problema è stato quando mi hanno incominciato a dire l'orologio oppure la collana, che non è per, come ho ripetuto qualche volta per il discorso nelle altre interviste, per il discorso del denaro, dell'importo, quanto costa meno, è per gli effetti personali e cose personali che sono nella mia famiglia. Nella concitazione Bono è caduto, riportando una contusione alla spalla e al ginocchio. Però queste cose sinceramente mi hanno colpito, perché secondo il mio punto di vista non sono una persona che può meritare un'azione del genere. Una città intera, Reggio Emilia, con una fiaccolata si è stretta nel ricordo di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di Capodorlando ucciso a coltellate nel suo locale. La procura ha contestato all'omicida le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. Desiree Ferlito. Migliaia di persone, una fiaccolata silenziosa e una città intera stretta attorno al ricordo di Raffaele, il pizzaiolo originario di Capodorlando che a Reggio Emilia era diventato uno di famiglia. Abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci insieme, ha detto il sindaco Marco Massari in questi video della pagina Facebook Spazio Reggio. Così ieri sera il capoluogo emiliano ha salutato per l'ultima volta Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso a coltellate nella sua pizzeria, conosciuto e amato da un intero quartiere per la sua generosità e la sua disponibilità verso tutti. Quando avevo voglia di una pizza a Reggio Emilia andavo da Yogi, anche se doveva attraversare tutta la città. Adoravo la disponibilità di Raffaele e quel senso di devozione nei confronti dei clienti. E poi perdere la vita così per nulla, scrive un cliente abituale su Facebook. E poi ancora, un grande lavoratore, un signore così bravo e sempre sorridente. La procura di Reggio Emilia ha contestato ad Andrea Pellati, il 42enne arrestato per l'omicidio, le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti o futili. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe presentato nel locale con un coltello portato da casa, dopo un diverbio legato all'ennesima richiesta di una pizza a credito e un debito di appena 35 euro. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la sorella della vittima, Antonella, che ha tentato di difendere il fratello. Oggi scossa e incredula, perché lo ha fatto, ha dichiarato. Avremmo comunque continuato a fargli credito. Palermo ha arrestato un uomo di origine congolese intento a compiere atti osceni in strada, segnalati dai cittadini al 112. All'arrivo dei carabinieri l'uomo ha aggredito a spintoni i militari che l'hanno rapidamente bloccato e ammanettato. A Licata, questa volta una donna ancora vittima della truffa del finto carabiniere. La trappola è scattata con la classica telefonata di richiesta del denaro. Quando il truffatore si è presentato a casa della vittima, però, la donna non ha più abboccato e per tutta risposta è stata aggredita. L'uomo è fuggito. A Catania la polizia ha interrotto una lite tra 2 giovani coinquilini per l'uso della cucina che avevano in comune, lite che è culminata con un colpo di padella al volto di uno dei 2.
La vittima è finita in ospedale, l'aggressore è stato denunciato per lesioni. Ancora a Catania, la multinazionale del farmaco Pfizer ha annunciato lo stop definitivo all'attività di 2 linee di produzione relative al comparto di penicillina. Per i sindacati questo comporta il rischio di un esubero di oltre 300 dipendenti. La Pfizer ha fatto sapere che presenterà un piano di mitigazione, ha detto così, cioè delle proposte per minimizzare al massimo l'impatto occupazionale, e ha invitato i sindacati a un incontro in Confindustria Catania nel pomeriggio di oggi. Ma l'azienda ha parlato anche di possibile cessione del sito catanese, pur sostenendo che si tratta di un'opzione non scontata, e i sindacati preoccupati hanno chiesto l'intervento del governo. In Sicilia, tra temperature vicine ai 40 gradi e incendi, si continua a boccheggiare e si fanno i conti, per così dire, con l'anticiclone. I medici raccomandano, come al solito, di bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, mentre i meteorologi assicurano al nostro TG tra domani e venerdì al massimo arrivano i temporali ormai sospirati. Francesco Aloi. Si sa, caldo e incendi spesso vanno a braccetto. È così nella Sicilia che sfiora i 40 gradi. È stato diramato il bollino arancione proprio per il rischio incendi. Nelle scorse ore le fiamme, favorite anche dal vento, hanno divorato la collina di Altavilla Milicia nel Palermitano. Siamo stanchissimi, non se ne può più di questo caldo. Il caldo c'è sempre, sia di giorno che di notte, con la colonnina di mercurio stabile ben oltre i 30 gradi. Tra le 21 città da bollino rosso ci sono ancora Catania e Palermo, le più calde dell'isola. Tutti gli anni così, anzi forse quest'anno è un po' anticipato il caldo. È insopportabile, poi noi sotto l'ombrello stiamo cuocendo praticamente. Oggi penso che ci siano sui 35-37 gradi, però siamo qua, non si molla. I medici raccomandano di bere molta acqua, preferibilmente non ghiacciata, ma è importante anche consumare tanta frutta e verdura. Al mercato i banchi ne sono pieni. D'altronde l'estate ce ne offre una grande varietà. C'è molta scelta, non ci possiamo lamentare e i prezzi stanno un po' diminuendo. In qualche modo lo dobbiamo combattere, con frutta e verdura va benissimo e tanta acqua. Secondo i meteorologi comunque l'anticiclone dovrebbe prendersi una piccola pausa. Nella giornata di giovedì sulla Sicilia le piogge arriveranno tra il pomeriggio e la sera, qualche isolato temporale, qualche acquazzone che poi continuerà anche nella successiva giornata di venerdì, quando specialmente nel pomeriggio saranno possibili temporali sparsi. Ma ad Agrigento sono sempre necessari bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana per portare a casa qualche litro d'acqua. Scene da altri tempi che invece si ripetono ogni giorno nel quartiere di Bonamorone, dove la crisi idrica è incredibilmente senza fine. Davide Sardo. Bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana pubblica per riuscire a portare a casa qualche litro d'acqua. Scene che sembrano appartenere ad altri tempi e che invece si ripetono ogni giorno ad Agrigento, nel quartiere di Bonamorone, dove la crisi idrica continua a mettere a dura prova la vita dei cittadini. Costretto a riempire bidoni? Ovviamente, perché senza acqua non è che si può vivere. Da quanti giorni manca l'acqua a casa? Saranno circa 15 giorni. E come fa? Come fa? Con i bidoni. Da settimane in molte abitazioni i rubinetti restano a secco. Tra le persone in attesa del proprio turno ci sono anziani, famiglie e anche cittadini con problemi di salute. Un disagio che alimenta rabbia, stanchezza e senso di abbandono. Voglio solo pagare l'acqua perché mi sono stancato di fare questa vita. Io ho una bambina piccola, io ho una disabilità con la 104 riconosciuta e un'invalidità pari al 60%. Sono diabetico, soffro di ipertensione e mi manca l'acqua. La cosa fondamentale della vita, mi manca l'acqua. Chiedo solo questo, acqua. Nel mirino dei residenti finisce la politica, accusata di non essere stata capace di risolvere un'emergenza che si trascina da troppo tempo. I politici la dovrebbero risolvere, sta a loro risolvere il problema. Qua si parla sempre di questa emergenza e ogni anno è sempre la stessa storia. Per molti cittadini quella dell'acqua non è più un'emergenza,
ma una condizione diventata insostenibile. E davvero non si capisce come mai l'acqua lì da quelle parti si sprechi e poi non ci sia invece nei rubinetti. Passiamo a Niscemi, dove arrivano i primi fondi dopo la grande frana di gennaio. Sono stati pubblicati infatti in Gazzetta Ufficiale i decreti che sbloccano 150 milioni per demolizioni, risarcimenti e prevenzione. Gerry Italia. A quasi 6 mesi dalla frana che ha aperto una ferita nel territorio di Niscemi arriva il via libera ai fondi per la gestione dell'emergenza e la ricostruzione. I decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale prevedono uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro. Metà delle risorse sarà destinata alle demolizioni degli edifici coinvolti dall'area del dissesto e dalla fascia di rispetto individuata dagli studi geologici e dai monitoraggi tecnici. Previsti anche contributi per i proprietari delle abitazioni che dovranno essere abbattute. Gli altri 75 milioni serviranno invece agli interventi di prevenzione strutturale e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico con opere considerate urgenti e di pubblica utilità. A coordinare la fase operativa sarà Fabio Siciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario straordinario per l'area di Niscemi. Soddisfazione da parte del primo cittadino niscemese. Sembra un'eternità, ma in meno di 4 mesi abbiamo 3 puntuali relazioni tecnico-scientifiche del centro di competenza, abbiamo un piano degli interventi e quindi la messa a terra di questi 75 milioni, ci sono le risorse per i cittadini che hanno perso la casa, siamo ben lontani da quello che accadde nel 97, che dopo 6 anni credo sia stata depositata una relazione. Dopo le verifiche tecniche e il lungo percorso amministrativo, per Niscemi si apre adesso la fase più delicata, trasformare le risorse stanziate in cantieri, sicurezza e risposte concrete per una comunità ancora segnata dal dissesto. Catania, un sistema digitale per monitorare e fronteggiare l'emergenza traffico, sarà di supporto alla polizia locale. Nuove regole anche per il carico e scarico delle merci. Tonino De Mana. Un servizio di monitoraggio digitale del traffico, niente lavori stradali in orari di punta e regolamentazione delle operazioni di carico e scarico delle merci. Ruota attorno a queste nuove disposizioni la controffensiva del Comune di Catania per fronteggiare il caos viario nelle principali arterie cittadine. Osservata speciale la circonvolazione, ma il sofisticato sistema tecnologico consentirà di controllare in tempo reale anche le vie Dusmet, Viale Africa, via Domenico Tempio, via Vincenzo Giuffrida, segnalando criticità per permettere interventi tempestivi della polizia locale e migliorare così la fluidità della circolazione. Ma noi siamo fiduciosi in questo senso, se riusciamo a settarlo attraverso l'acquisizione dei dati in maniera adeguata ci permette di avere quei minuti, perché di questo si tratta, utili ad anticipare il vero e proprio blocco stradale o il rallentamento critico di un'arteria. Fondamentale sarà liberare la città dalla morsa dei mezzi pesanti, come sottolinea l'assessore alla viabilità Coppolino. Questa è un'altra delibera di buonsenso che l'amministrazione ha adottato e servirà ad evitare che si creino ingorghi per la presenza di tir laddove le strade della città non li possono accogliere. Il servizio di monitoraggio digitale del traffico sarà operativo dalla prossima settimana, anche se per il vero e proprio banco di prova bisognerà aspettare settembre, che coincide con la riapertura delle scuole. A Palermo il Lovers Day, una sfilata di moda che è soprattutto un messaggio di prevenzione, solidarietà e lotta contro la violenza di genere. Titolo: Il femminicidio esiste e non ci piace. Desiree Ferrito. Una passerella che diventa un messaggio di forza, prevenzione e solidarietà. Il femminicidio esiste e non ci piace, Lovers Day, il titolo dell'evento svoltosi a Palermo, dedicato all'universo femminile e alla tutela della salute delle donne. In passerella non soltanto modelle professioniste, ma anche donne comuni e 2 pazienti oncologiche che hanno scelto di raccontare la propria battaglia attraverso il sorriso e il coraggio. Un modo per accendere i riflettori sull'importanza della prevenzione e sul sostegno a chi affronta la malattia. La serata si è aperta con una rappresentazione dedicata alla baronessa di Carini, simbolo di uno dei primi femminicidi della storia siciliana, per ricordare che la violenza di genere è ancora oggi una piaga da combattere. In collegamento anche la testimonianza di Valentina Pitzail, sopravvissuta a un tentato femminicidio. L'evento ha visto la partecipazione della testimonial Natalie Caldonazzo, che senza mezzi termini risponde a chi mette in dubbio l'esistenza della violenza
violenza di genere. Il femminicidio esiste, purtroppo, ahimè, chi lo mette in dubbio e chi dice il contrario ha qualche problema serio nella testolina, perché qua purtroppo non si parla d'altro. È il momento della nostra pausa, oggi si alza il sipario sul calciomercato, ne parleremo fra pochissimo, avrete le ultime notizie e poi il sogno scudetto sfumato della Meta Catania. State con noi, vi aspetto. Calcio, attese nelle prossime ore in casa Catania le ufficializzazioni, prima del direttore sportivo Varrà, poi dell'allenatore Longo. Da oggi parte il mercato. Sergio Colosi. Da oggi sino alle ore 20 di martedì 1 settembre prende il via la sessione estiva di calciomercato dedicata alla Serie C. Il Catania è pronto ad ufficializzare i nuovi vertici tecnici. Il primo sarà il direttore sportivo Fortunato Varrà, ex Napoli, che da tempo lavora alla costruzione del Catania e dovrebbe legarsi al club di Pelligra con un accordo biennale. Al secondo punto dell'agenda rossazzurra c'è Emilio Longo, che sottoscriverà un contratto di 2 anni con opzione del terzo in base ai risultati ottenuti. Completata questa fase, spazio al calciomercato secondo il modulo tattico del 4-3-3 e in alternativa del 4-2-3-1. Il passaggio dal precedente 3-5-2 titoscano comporterà sacrifici e inevitabili cessioni. Il nuovo Catania sarà più giovane, dinamico e offensivo. Tra le varie trattative, Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze rossoblu, in quanto prospetti molto interessanti per la categoria. Si tratta del centrocampista brasiliano Vinícius Negro Di Stefano, 23 anni dal 2023 in Calabria, con 72 presenze e 5 gol, dell'attaccante Antonino Musso, 26enne, prelevato dalla Torres e autore di 9 reti nello scorso campionato, e dell'esterno offensivo Marco Zunno, 25 anni, veterano in Serie C a dispetto dell'età, con precedenti esperienze a Novara, Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia. Calcio a 5, sfuma il sogno scudetto della Meta Catania, gli etnei battuti 4-3 dal Torino al termine di una partita al Cardiopalma. 5.000 gli spettatori sugli spalti. Tonino De Mana. Nel caldo da girone dantesco del Pala Catania, gremito da 5.000 persone senza aria condizionata, la fiammata vincente è di Maxi Rescia. Nonostante la serata rovente, il gol del 4-3 gela la Meta Catania, consentendo al Torino di conquistare dopo 27 anni lo scudetto di calcio a 5, scucendolo proprio dalle maglie dei rossazzurri. Al primo affondo gli ospiti sbloccano il risultato, Liberti scappa via Pulvirenti e serve sul secondo palo Wander Salas, che deve soltanto appoggiare in rete. La Meta fatica a trovare il ritmo giusto, ma il pressing di Pulvirenti consente a Podda di scaricare in rete il pallone dell'1-1. L'equilibrio dura soltanto 33 secondi, De Oliveira verticalizza, Maurino Schochet da posizione defilata firma il nuovo sorpasso. A 6:37 dal duplice fischio arriva il tris con il sanguinoso errore di Pedro Sichera che consente a Fortini di segnare a porta vuota e l'1-3. Sussulto d'orgoglio per la Meta, una sassata di Podda scuote la traversa, il tapin vincente è del solito Pulvirenti che accorcia le distanze. La ripresa si apre con la Meta in avanti e con i legni che negano il pari agli etnei. Il 3-3 però arriva sul rigore, procurato da Turmena e realizzato dallo stesso giocatore. Sul più bello e nell'inferno del Pala Catania arriva il gol del definitivo 4-3 di un Maxi Rescia stremato, ma che trova il guizzo giusto per appoggiare in rete. Nel post gara il rammarico del tecnico Juanra e di Capitan Musumeci. Ho avuto opportunità lì a pareggiare, ma bueno, credo che sul 3-3 dovevamo già avere segnato e bueno, peccato, ci sono tante opportunità perse, ma bueno, con la testa alta dello sforzo che hanno fatto i ragazzi. Cosa è mancato stasera? Ma loro ci hanno messo in grossa difficoltà, lo sapevamo, probabilmente siamo stati anche un po' sfortunati. Per la Meta Catania cala il sipario su una stagione comunque esaltante con le vittorie della Coppa della Divisione e della Coppa Italia. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.